In settimana la vendemmia prenderà il via anche in Sardegna, con uve per le basi spumante, moscato e chardonnay. Si protrarrà fino a ottobre con le vendemmie dei vigneti a quota 600-700 metri nel Mandorlisai, Canonau, Monica e Bovale. Per quanto ricorda in una nota la Coldiretti Sardegna, l'associazione agricola prevede un calo del 5-10% della produzione nazionale, compresa tra i 44 e i 47 milioni di ettolitri, anche se molto dipenderà dal meteo. Nonostante il calo a livello nazionale, l'Italia, rileva la Coldiretti, rimane il primo produttore mondiale di vino. In Sardegna la vendemmia sarà in parte condizionata dalle gelate dell'8-9 aprile che hanno colpito i vigneti in tutta l'isola, ma in particolare nel nord Sardegna e nell'Oristanese. Fino a questo momento l'annata è stata buona, si soffre il caldo degli ultimi giorni e l'assenza di precipitazioni, ha confermato l'enologo di Coldiretti Sardegna Aldo Bugliani. Ci attendiamo una vendemmia in linea con quella dello scorso anno. Nel 2020, sottolinea la Coldiretti Sardegna, è stata una vendemmia quantitativamente migliore rispetto alle ultime 4 annate, con circa 430.000 ettolitri, ma sotto la media degli ultimi 10 anni, che era di 516.000 ettolitri. Il settore in Sardegna conta 38.000 aziende agricole, la superficie evitata è di oltre 27.000 ettari e il fatturato si aggira attorno ai 150 milioni di euro. Il 55% del vino prodotto è rosso, il restante è bianco. Il vitigno più coltivato è il Canonau, che conta oltre 7.400 ettari, seguito dal Vermentino con 4.580. Il comune con il maggior numero di superficie di vigne è Alghero, con circa 1.255 ettari, conclude la Coldiretti Sardegna.